capire il momento del Milan, ne abbiamo già parlato altre volte. Io le avevo chiesto qualche tempo fa dell'aspetto fisico, lei mi aveva detto no, è una scelta di qualità. La squadra ovviamente è in una fase, diciamo, più difficile rispetto alle settimane precedenti. Le voglio chiedere, sono state le aspettative che hanno un po' inceppato il meccanismo? Cioè, a un certo punto avete assunto una dimensione di squadra che doveva per forza vincere e non che poteva vincere? Non credo, perché la squadra, pur giovane che sia, è una squadra comunque mentalmente matura. È chiaro che non siamo nel nostro momento migliore, questo sicuramente sì, e come le tante vittorie, comunque tanti risultati positivi ci hanno dato entusiasmo, ci hanno dato energia, ci hanno dato fiducia, qualcosina adesso è venuto meno, ma credo che abbiamo fatto una partita seria. Chiaro che dispiace non aver gestito meglio il vantaggio, perché c'era la possibilità con più precisione, con più qualità nei passaggi, con più fraseggio di comandare un po' di più la partita, ma era importante comunque passare questo turno contro un avversario che ci ha creato difficoltà sia andata che ritorno, ma credo che il Milan abbia comunque meritato. E parto da lì, perché 3 partite di playoff, poi 6 partite di girone primi, altre 2 oggi. Il percorso è iniziato da molto lontano e quindi intanto siete agli ottavi. Ed era obiettivo, più che obiettivo stagionale. Ecco perché proviamo a guardare il bicchiere, oltre dalla prestazione, abbastanza vuoto, abbastanza pieno, scusa. No, ma se pensiamo alla nostra stagione, il bicchiere è ancora colmo di positività. Questo è innegabile, però è chiaro che la stagione non finisce stasera. L'Europa League è il nostro obiettivo, ma l'Europa League ti dà la certezza di andare in Champions solamente se arrivi in fondo, quindi questo è un passaggio importante, difficile, in un momento dove che chiaramente commettiamo qualche errore di troppo, dove non siamo più così solidi, così compatti come siamo stati in passato, però questo è un momento molto importante per il campionato e per la Coppa. È bene aver passato questo turno, è bene ritrovare anche un po' di fiducia, anche un po' di convinzione in più. A supporto di quello che diceva Matteo, io aggiungo 36 partite stagionali. Il Milan è una delle squadre in Europa che ha giocato di più. È stanchezza fisica o magari può essere anche fisiologica, mentale? Cioè, ad esempio, io mi accorgo, seguendo spesso il Milan, che solamente il Milan quando in superiore numerica chiude, mette a segno il colpo decisivo. Non lo avete fatto né all'andata né al ritorno. Sì, stasera abbiamo avuto l'occasione per fare, a differenza della partita d'andata dove abbiamo smesso poi di cercare il terzo gol e ci eravamo accontentati del vantaggio. Stasera abbiamo avuto le occasioni, perché sia Rebic sia Zlatan hanno avuto l'occasione per chiudere e non ci siamo riusciti. Poi è chiaro che anche se sei in 10 l'avversario butta un pallone in avanti, possono creare qualche difficoltà. Abbiamo spinto tanto dall'inizio, la preparazione è stata quella che è stata perché c'erano i preliminari, quindi a livello, io credo che più a livello mentale, abbiamo sempre richiesto tanto ai nostri giocatori e quindi però ai nostri livelli, a quei livelli qua, basta una rincorsa in meno, basta un passaggio preciso in meno, basta un po' di attenzione in meno per poi diminuire il tuo livello di prestazione e andare incontro delle difficoltà. Basta poco per abbassare il livello di qualità, basta poco magari per ritornare quelli di un mese fa. Come affronterà lei questi giorni? Io vivo da bordo campo, usa la carota, non il bastone con la squadra, per tutti i 95 minuti lo ha fatto quest'oggi. Beh, cerco di stare vicino ai miei giocatori, cerco di spronarli, di motivarli, durante la partita cerco di incitarli, cerco di dargli le indicazioni necessarie per sviluppare meglio il nostro gioco. Poi dopo quando c'è stato bisogno in settimana di dire le cose che erano giuste dire, l'abbiamo fatto, ma una squadra responsabile. Forse questo tanto attaccamento alla nostra stagione, questa tanta responsabilità, forse ci sta mettendo un po' il freno e non deve essere così, perché noi stiamo facendo qualcosa di veramente importante, siamo una squadra giovanissima che quindi deve passare anche attraverso queste difficoltà e queste difficoltà ci serviranno a diventare ancora più forti. Leo, studio. Ambrosini. No, Stefano, torno su quello che hai detto quello che salta all'occhio è che la strada è sempre abbastanza chiara, la ricerca del gioco è sempre quello. Quello che però è diverso rispetto all'inizio stagione è la sensazione che prima non davate ed è quella che rischiavate di prendere gol adesso. Cioè prima eravate molto più compatti, molto più sicuri all'interno del palleggio. Adesso sono un po' di partite che dietro qualcosa concedete. La tua analisi dove arriva per giustificare questo? Qual è il motivo? Perché giocare, continuate, provate a giocare sempre, però vi tirano più in porta.
Io credo che prima riuscivamo per un lungo periodo, siamo riusciti di più a comandare le partite, cioè nel senso a palleggiare meglio, costruire meglio dal basso, quindi poi dopo fare salire la squadra, andare con tutta la squadra nell'altra metà campo, poi ci permetteva di avere tante soluzioni offensive e anche di impedire le ripartenze con una reaggressione più veloce. Adesso tutto questo fraseggio, questo movimento per cercare di muovere palla da dietro, per cercare di far salire la squadra, per cercare di costruire superiorità numerica, un po' perché gli avversari un po' ci conoscono di più, un po' perché forse ci muoviamo un pochettino meno noi. Secondo me qualche volta calciamo un po' troppo, facendo così ci allunghiamo, anche se vedi il gol che abbiamo preso oggi, abbiamo calciato, abbiamo perso la seconda palla e poi dopo chiaramente ti apri per giocare, ma se non riesci poi a portare sulla palla poi concedi qualche spazio in più. Credo che dobbiamo ritornare a provare a dominare un po' di più le partite, cioè a farle un po' più noi e a subirle un po' di meno. È chiaro che ci vuole una costruzione più precisa, dei movimenti più coordinati, degli smarcamenti più volenterosi, e quindi lavoreremo secondo me molto su quello, perché ci sta mancando un pochettino il fatto di dominare un po' di più le partite e non di subirle. Dobbiamo salutarla purtroppo, Pioli, perché i tempi UEFA vanno rispettati. Grazie, comunque complimenti per la qualificazione.